una delle cave a cielo chiuso più grande del Mediterraneo. In Sicilia l'unica paragonabile è quella che c'è a Modica, ma è inferiore. Queste cave sono state utilizzate per centinaia di anni per l'estrazione della pietra. Capite che adesso si utilizza il cemento armato, all'epoca l'unico materiale era la pietra, e quindi pensate che con la distruzione di tutta la Sicilia sud-orientale, delle 3 province di Catania, Siracusa e Ragusa, con il terremoto del 1693, quindi tutta questa parte che contava circa 150-180 mila abitanti all'epoca doveva essere tutta ricostruita, e quindi le grandi cave che vengono utilizzate sono la cava di Melilli e quella di Modica per il Ragusano, e in minima parte anche la pietra di Palazzolo. Ognuna di queste pietre ha una componente diversa. Quella di Melilli ha avuto una diffusione straordinaria perché è arrivata non soltanto da noi, ma è arrivata a Genova. Pensate che la stazione ferroviaria di Milano, quella centrale, la parte antica ovviamente, è stata costruita con la pietra di Melilli, ma anche a Torino, cioè le grandi città che avevano bisogno di il contrasto, ad esempio Catania, l'azzolo, la parte scura, la parte nera, poi aveva bisogno come contraltare di un bianco candido, e quindi tutti i palazzi catanesi dove c'è questo contrasto sono stati tutti costruiti con la pietra di Melilli. All'ingresso di Catania il viadotto, i famosi archi della Marina, tutta la parte imbugnato bianca sono tutta pietra di Melilli, perché lo sappiamo, perché non soltanto le carte d'archivio, ma l'ente gestore della miniera, che era Caltanissetta, l'ente minerario di Caltanissetta, pubblicava annualmente quanto si estraeva dalle cave e qual era anche l'utilizzazione. Per cui la vecchia strada che si faceva prima dell'autostrada recente di Catania, per capirci quella del Pale Condito, eccetera, eccetera, tutti i viadotti, tutti i ponti, anche quelli della ferrovia, sono stati tutti costruiti con la pietra di Melilli, e di questo abbiamo tutte le relazioni. Proprio l'idea di come veniva estratta la pietra, perché abbiamo sulla nostra sinistra questi fori che servivano, come vi dicevo, essendo dei fori allineati, che servivano per creare le crepe. Li troviamo qui, li troviamo anche qui, come vedrete camminando ce ne sono dappertutto. Ovviamente perché poi venivano mantenuti nel momento in cui veniva estratto il blocco? Venivano mantenuti perché poi servivano per la costruzione dei ponteggi, perché noi adesso attraversiamo la cava e l'abbiamo sgombra, ma in realtà dovete immaginarla piena di ponteggi, di gente che lavora a 27 metri, e poi veniva mantenuto soltanto il corridoio centrale per poter ai blocchi.
la stappate voi, a Riccardo, no, no. Aspetta. Sindaco, venga. Allora, venga. il fondatore e padrone di Moto Explora. Moto Explora è padrone. Moto Explora è azienda leader nel mototurismo in Italia. Questa è gente che gira 28 paesi nel mondo. Anche in Europa. Anche in Europa. Ecco. Tranne ad Acerea. Perché lo dico? Per un motivo semplice. La Cerera non lo conosciuto. Perché, sì, ma è vero. Sono orgoglioso di questo perché siamo un'azienda siciliana. Esatto, E dicevo. come azienda siciliana riuscire a portare in giro per il mondo le persone, a me mi viene orgoglio, tenendo conto una cosa che non è banale, l'80% di chi viaggia con noi vive in 3 regioni specifiche, che sono Veneto, Piemonte e Lombardia. Quindi avere dei veneti che si affidano a dei siciliani per andare in giro per il mondo, per me è fonte d'orgoglio. Complimenti. Complimenti. Bravo! Oh, this time, 7 years have gone by. Left me out there on my own to survive. Oh, this time I've been waiting on a dime. So I'm caught to believe all this time left me up. I'm feeling alone. I am delivered now. I'm ready to go home. Oh, this time I've been waiting on a dime. So I'm caught to believe all this time